Dai ragazzi. Dai. Buonasera a tutti e a tutte! I comitati per il diritto alla casa oggi sono venuti a trovare la DOA, sono venuti a trovare questa azienda che come troppe aziende negli ultimi periodi sta negando i diritti fondamentali. Vogliamo un incontro, oggi siamo qua perché vogliamo un incontro sulla questione degli distaccamenti. La DOA è un'azienda di profitto. Adriano è un'azienda di profitto che negli ultimi mesi a Milano e a Brescia si sta macchiando di diversi distaccamenti di elettricità, di luce e gas, negando così la dignità alle persone che ci abitano all'interno delle case. Oggi, come è successo a Brescia, come è successo in tante altre città, siamo venuti a trovarvi, siamo venuti a dire che all'interno che vogliamo un incontro, vogliamo un tavolo di trattativa per il fatto che deve essere garantito un minimo a tutti coloro che non riescono più a pagare bollette sempre più alte. Abito con la mia moglie e 3 bambini. Prima lo pago 40-45 la bolletta, adesso l'ultima bolletta è arrivata a 280. Io lavoro al mercato, faccio la spunta, lavoro 3 giorni alla settimana e non riesco a pagare tutti i bolletti. Ho sempre lavorato da solo, mio marito è disoccupato, mio figlio ha 20 anni disoccupato, io guadagno 500 euro al mese, io non posso pagare né affitto, né casa, né luce, né gas, a dire la verità, perché se ci mangio non posso pagare gli utensili. E praticamente viviamo così. Di quanto sono aumentate le bollette? Aumentate da 160, 180. Da quanto? Quanto le pagava prima le bollette? 50, 46, 60. Per questo siamo andati ad occupare la 2A in contemporanea a quanto è stato fatto a Brescia, chiedendo tutti la stessa richiesta, ovvero una moratoria di almeno un anno rispetto al blocco delle utenze, il fatto che le utenze e le bollette vengano calcolate in base ai redditi e non in base al profitto che l'azienda ne debba fare, il fatto che devono essere riallacciate le utenze staccate e l'ultimo punto è la questione che queste aziende non possono fare profitto su un'utenza, cioè su un diritto che deve essere garantito, un bisogno che deve essere garantito per poter vivere in maniera dignitosa. A Milano come a Brescia abbiamo ottenuto degli incontri con il direttore Rossetti della 2A, con il quale abbiamo puntato a costruire un tavolo in cui coinvolgeremo anche il Comune, la Regione e le istituzioni del territorio per trovare delle soluzioni e dare risposte concrete.